È giusto ricordare che in Italia la grande maggioranza del Parlamento, compresa quella Lega Nord che fa finta di essere contro i partiti delle banche, hanno votato il pareggio di bilancio in Costituzione. Una vergogna, senza che la gente lo sappia, e adesso si prestano a fare la stessa cosa sul Fiscal Compact. Bene, dobbiamo mobilitarci. Il 31 maggio diamo appuntamento a tutti per cominciare anche in Italia la campagna perché il popolo possa decidere sul suo futuro. Vogliamo un referendum anche in Italia sull'Europa e sulla schiavitù delle banche e della finanza. Grazie compagni, siamo ripartiti. La federazione della sinistra, le forze che ci sono, i movimenti, è vero compagni, assieme abbiamo una grande forza, assieme possiamo far paura a tutti gli schieramenti politici che oggi fanno finta di litigare e come i ladri di Pisa poi si spartiscono il bottino alla sera. Noi possiamo costruire un'alternativa. Dobbiamo superare tutte le forme di divisione e di settarismo e avere di fronte un solo grande obiettivo: costruire assieme un grande fronte popolare anticapitalista che, come tutte in Europa, mandi a casa le banche, i governi delle banche e chi li sostengono. Grazie. Compagni, rimaniamo fino alla fine, mi raccomando.